Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, ancora insieme da Teleuropa Network con Replay. Stella, siamo arrivati al 21 di ottobre? Al 21 di ottobre, 2019. Ma abbiamo ancora un sole estivo qui in Calabria. E allora, in Serie B, pareggio del Crotone in quel di Pisa per 1-1, gran bella partita della formazione di Stroppa che ai punti avrebbe meritato la vittoria, ma la copertina di oggi va al Cosenza, 3-1 in trasferta a Cittadella, venerdì nel primo anticipo di Serie B. Il Cosenza si è dimostrato nei secondi 45 minuti una squadra attrezzata, di qualità e molto tecnica, ha messo alle corde la formazione di Venturato che per la verità nel primo tempo aveva reso la vita difficile al Cosenza, poi qualche aggiustamento di Piero Braglia in corsa, la volontà e la determinazione dei rossoblù appunto hanno messo alle corde i veneti. 3-1 per il Cosenza per quanto riguarda la Serie B. Per quanto riguarda la Serie C ci sono state delle scosse telluriche fortissime questa mattina perché è stato esonerato il tecnico del Catanzaro Gaetano Auteri, si parla di Grassadoni, in questi momenti c'è una conferenza stampa che ha indetto il presidente Floriano Noto e sicuramente presenterà il nuovo allenatore, quindi c'è l'esonero. Ecco, questa è la notizia di Gaetano Auteri dopo la sconfitta interna di ieri pomeriggio contro il Potenza. Vince la Regina di Mimmo Toscano per 2-1 a Monopoli, una gran bella partita. Mi dicono qualcosa alla regia? Chiedo... Che è successo? Vi dicono qualcosa alla regia? Possiamo continuare? Ok, possiamo continuare. Dicevo 2-1 della Regina con 2 reti sul calcio di rigore e poi 5-0 della Vibonese, questo risultato tennistico. Ieri la Vibonese si è ripresa dal 6-0, 6-1 che aveva appunto subito in quel di Francavilla e poi l'ennesima sconfitta del Rende con un risultato tennistico 6-1 fuori casa in quel di Viterbo. Allora, di questo e di altro, Carastella, parleremo con i nostri ospiti studio. Esatto, vai lei a presentare tu allora. Ok, abbiamo chiaramente seduto qui alla mia destra Vittorio Scarpelli della Gazzetta del Sud, benvenuto. Benvenuti. A seguire ritroviamo Antonio Clausi di Cosenza Channel. Ciao a tutti. Ciao Antonio, benvenuto tra noi. E il nostro opinionista e il nostro compagno di viaggio anche, Aldo Cennamo. Grazie Aldo, adrenalinico. Buon pomeriggio a tutti ragazzi. Allora io direi di andare a vedere immediatamente quelli che sono stati i risultati, Carastella, di quest'ottava giornata di campionato. Il Cosenza finalmente è arrivata alla vittoria dopo 8 giornate, dicevamo all'inizio questo 3-1 fuori casa a Cittadella, ma andiamo a vedere subito i risultati che si sono avuti in questa giornata con la relativa classifica generale. Vai Stella, grazie. Allora, ritroviamo Benevento Perugia 1-0, Chievo Ascoli 2-0, Cittadella Cosenza 1-3, Empoli Cremonese 1-1, Frosinone Livorno in posticipo stasera, Juve Stabia Pordenone 4-2, Pescara Spezia 1-2, Pisa Crotone 1-1, Venezia Salernitana 1-0, Virtus Entella Trapani 1-1. E allora andiamo a vedere la classifica generale perché c'è sempre il Benevento di Pippo Inzaghi al comando, poi al secondo posto c'è anche il Crotone. Esattamente. Vai subito. Ritroviamo al comando quindi Benevento con 18 punti, a seguire Crotone e Empoli con 15 punti, Salernitana Perugia 14, Chievo 13, Ascoli 12, Venezia 12, Virtus Entella 12, Cittadella 12, Pordenone Cremonese 11, Pisa Pescara 10 punti, poi ritroviamo Cosenza, Spezia, Juve Stabia con 7 punti, Frosinone con 6 punti, Trapani 5, chiude la classifica Livorno con 4 punti. E allora prima di andare avanti Stella, ci sono tantissimi amici che ci seguono, ringraziamo ancora una volta per gli indici d'ascolto che vorremmo salutare, insomma, da Giuseppe Tomasi, Massimo Dionisalvi, Azioelio Principato, tantissimi amici, compreso anche Stefano del Paradiso, insomma tanti. Cherubini, l'amico mio. Ah, l'amico tuo Cherubini, che ci segue sempre, sì, che ci seguono sempre. Che ci segue sempre. E io vorrei ricordare ai nostri telespettatori che dopo la prima pausa pubblicitaria avremo una prima diretta telefonica col direttore sportivo del Cosenza, Stefano Trinchera, ringraziamo la società del Cosenza Calcio per avercelo messo a disposizione. Poi più in là sentiremo anche la redazione del Corriere dello Sport con il caporedattore della Serie B, Tullio Calzone, che farà praticamente un excursus a 360 gradi di quella che è stata l'8ª giornata di campionato, con particolare riferimento alla vittoria del Cosenza in quel di Cittadella, al pareggio del Crotone e in quel di Pisa. Allora, Vittorio Scarpelli, Gazzetta del Sud, un primo giro sulla vittoria del Cosenza, grazie. Sì, ci voleva perché questa maledizione da 3 punti andava sfatata il prima possibile e il Cosenza l'ha fatta nel migliore dei modi, un po' come è capitato lo scorso anno, quasi in maniera
a sorpresa, perché il Cittadella non era certo una squadra semplice da affrontare. Certo è che solo gli stolti possono pensare che il Cosenza in un sol colpo abbia risolto tutti i suoi problemi. Bisogna godersi il successo e pensare a dar continuità adesso a quanto accaduto a Cittadella. Ok, allora sentiamo, prima di andare a vedere gli highlights, un passaggio di Antonio Clausi, che ha seguito anche con Cosenza Channel e per Cosenza Channel appunto questa vittoriosa trasferta del Cosenza, e poi sentiremo anche quello che ci avrà da dire Aldo Cennamo, che per la verità deve essere onesto, è sempre spesso critico eccetera, però la volta scorsa aveva detto: io spero che il Cosenza possa fare una bella partita e tornare vittorioso con un grande risultato. Ci ha indovinato Antonio Clausi. Sì, ha indovinato, l'auspicio era un po' collettivo, diciamo che sì, è stata una partita totalmente dai due volti, dove in un primo tempo molto al di sotto delle aspettative, uno dei peggiori, possiamo dirlo chiaramente, di queste prime 8, se non il peggiore, di queste prime 8 giornate di campionato, ha fatto seguito probabilmente la seconda parte della partita migliore del Cosenza. Una squadra corta, una squadra quadrata, una squadra che finalmente riusciva a saltare l'uomo, l'avversario, andava ripetutamente alla conclusione, si è reso pericoloso e è riuscito a far crollare il Cittadella, che non è squadra che di solito crolla psicologicamente come ha fatto invece venerdì sera. Merito del Cosenza, merito probabilmente della strigliata che Braglia avrà fatto alla propria squadra negli spogliatoi, e poi chiaramente devono girare gli episodi, questa volta sono girati per il verso giusto. Io mi riferisco in particolar modo alla traversa colpita dal Cittadella nel primo tempo. Un 2-0 magari avrebbe compromesso in più la partita. Buon per noi che così non è stato, e allora qui raccontiamo finalmente il primo acuto stagionale dei rossoblù. E dobbiamo dire bravo a Perina, che ha chiuso lo specchio della porta al Lupi. Lì Perina ha chiuso lo specchio, Lupi ha tirato, e quindi diciamo che ci ha messo anche del suo a favore naturalmente del Cosenza. Aldo Cennamo, allora dimmi qualcosina e poi andiamo a vedere gli highlights e sentiremo anche Piero Braglia. Grazie. Dovremmo anche dire bravo al portiere della Cittadella, che su Sciaudone ha fatto una grandissima parata, altrimenti avremmo chiuso 1-1, ma per compensare, il primo tempo, sì. E poi io perché ho detto che avremmo fatto un grande risultato? Perché quando uno ama il calcio, ama le statistiche, guarda, soprattutto io guardo la media inglese. Se noi dobbiamo vedere il Cosenza oggi è almeno una delle mie squadre in trasferta. Noi abbiamo fatto 5 punti in trasferta e 2 soltanto in casa. Speriamo che sarà riequilibrata questa statistica con un risultato importante che dovrà arrivare sabato. Ma quella partita di Cittadella ha detto quello che noi abbiamo sempre detto in questa trasmissione. Abbiamo detto che la pausa avrebbe sicuramente fatto bene al Cosenza, e così è stato. Mentre il Cittadella era con il vento in poppa, perché veniva da 3 vittorie, noi avevamo una situazione un pochino precaria. Braglia in questi 10-12 giorni che ha avuto i giocatori ha avuto la possibilità di sapersi gestire, di sapersi anche mettere a punto alcuni giocatori importanti, che hanno dimostrato poi come è vero che sono giocatori importanti, ed è venuto questo risultato. Il primo tempo il Cosenza per 35 minuti è stata quasi in balia del Cittadella, ma poi abbiamo visto che si era speso tutte le energie che aveva, ha fatto un pressing indiavolato, però alla fine ha vinto il Cosenza, perché il Cosenza ha saputo gestirsi, e dopo l'1-1 non c'è stata più partita, anzi se fosse finita 4-1, 5-1 probabilmente non era alcuno scandalo. Poi parleremo del 4-3-3 che ha messo in campo Braglia. Il mio pensiero questo. Io direi e pregherei Enzo Leonetti, che è in regia, un grazie anche a Mario Scarpelli che guida la camera, e poi a Luca Chito e a Francesco Camposani alla messa in onda, di andare a vedere immediatamente gli highlights di Cittadella Cosenza. Grazie. Ci sono volute 8 giornate per centrare il primo successo in campionato per i Lupi, e l'abbraccio fra Braglia e Trinchera a fine gara la dice lunga sull'importanza della vittoria conquistata al tombolato di Cittadella. 3 punti pesanti che arrivano dopo un primo tempo giocato in maniera contratta e nervosa dal Cosenza, che dopo soli 2 minuti dal fischio d'inizio subisce la rete di Vita, che piazza un bolide da fuori aria su cui non può nulla l'estremo ospite Perina. 1-0 e gara in salita per i calabresi, che provano a pungere con Canutè, che arriva in progressione sino al limite dell'area ma viene fermato da un difensore Granata.
Un minuto più tardi sono ancora i veneti a mettere i brividi ai lupi, con questa conclusione di Lupi che colpisce in pieno la traversa. E il Cittadella ad avere il pallino del gioco fino allo scadere del primo tempo, quando Sciaudone costringe Paleari agli straordinari. La ripresa Braglia suona la carica inserendo Bittante al posto del capitano Corsi. Al 10° è costretto al cambio forzato per Monaco per questo scontro fortuito con Canutè. Da qui in poi inizia la rimonta dei lupi che al 12° pareggiano i conti. Baez pennella un pallone sui piedi dell'accorrente Bruccini che non deve far altro che spingere la sfera alle spalle di Paleari. 1-1 e si riparte. 5 minuti più tardi il direttore di gara assegna un penalty ai calabresi per questo fallo di mano di Benedetti sul tiro di Carretta. Bruccini dagli 11 metri non sbaglia e firma la sua prima doppietta stagionale. Il Cosenza è incontenibile, i padroni di casa faticano a tenere a bada le folate degli attaccanti, così il tris rimonta e servito sull'asse Bittante-Baez che tira fuori dal cilindro un gol a giro da Cineteca. Cosenza si gode un successo meritato e raccoglie i frutti del lavoro svolto in queste settimane. Abbiamo preso anche un gol subito che ci poteva anche tagliare le gambe, invece i ragazzi hanno iniziato a giocare. Hanno fatto un secondo tempo importante, penso che questa sia una partita, una vittoria meritata, adesso bisogna sapere andare oltre e vedere quello che ci presenta il campionato settimana a settimana, perché sono tutte partite difficili, basta pensare al Chievo della prossima gara. Ok, allora grazie, abbiamo sentito il servizio di Anna Franchino e allora ci sono un po' di amici che ci scrivono, vado a leggervi subito qualche messaggio. Finalmente siamo giunti alla prima vittoria stagionale, buona prestazione in particolare nel secondo tempo, continuiamo così, forza Lupi, un grazie a Giuseppe che ci scrive sempre, poi anche Massimo, buon pomeriggio. Lo dicevamo un po' tutti che il Cosenza mostrava evidenti segni di miglioramento, i Lupi a Cittadella hanno fatto un grande secondo tempo, ribaltando i risultati e sta meritando la vittoria. Adesso bisogna continuare su questa strada perché questi ragazzi hanno i mezzi per regalarci qualcosa di molto più ambizioso. Vittorio Scarpello, una domanda per te dopo questa vittoria del Cosenza da parte di Stella Battaglia. Sì, Vittorio, la vincita di Cittadella potrebbe aver aperto un nuovo ciclo per il Cosenza? Guarda, il successo in Veneto sicuramente ricorda altri successi importanti, c'è un fil rouge che collega le tre esperienze di Braglia sulla panchina del Cosenza ed è legato proprio ai successi importanti in trasferta. Il Cosenza ha iniziato a prendere consapevolezza di sé sempre dopo imprese del genere. Il Cosenza dei playoff nacque nella trasferta di Trapani dei playoff, quando vinse. Lo scorso anno fu il derby di Crotone che consacrò la rinascita del Cosenza, quest'anno speriamo sia Cittadella la gara della svolta. Può essere la gara della svolta, quantomeno può far lavorare in serenità Braglia, che ha adottato per la prima volta con convinzione un modulo diverso rispetto al passato, perché quando Braglia cambia e molla anche un qualcosa di certo come la difesa a 3 vuol dire che qualcosa sta andando nella giusta direzione ed è padrone dei propri uomini, tra virgolette padrone chiaro. Antonio Clausi dal 352, siamo stati tutti un po' titubanti, dubbiosi, tant'è che sul Corriere dello Sport alla vigilia ho scritto io 4-3-3, un titoletto in linea, 3-5-2, punto di domanda. Poi ha scelto il 4-3-3, questa è difesa a 4, poi Monaco si è fatto male per quello scontro, quella testata con Canutè, lui in bocca al lupo perché ha avuto, diceva il medico sociale, il dottor Bonofiglio, che salutiamo insieme al dottor Costabile, 18 punti di sutura con un occhio tumefatto, quindi è possibile che non ci sia sabato contro il Chievo Verona, poi comunque ne parleremo, a lui comunque un in bocca al lupo e auguri di pronta guarigione. 4-3-3, Antonio Clausi. Sì, è il modulo su cui è stata costruita questa squadra, la difesa a 3 è stata un espediente per reggere botta, per comunque dare il là a questa traversata. È stato, come dire, un modulo, quello riguardante comunque una retroguardia con 3 marcatori centrali, finalizzato a far passare la notte, Franco. Sì. Una volta trovate le giuste garanzie dagli uomini chiamati in causa, trovata la quadra, recuperati dall'infermeria elementi fondamentali, Rivière che man mano riesce a guadagnare minuti, riesce ad incidere sempre di più con la sua presenza, perché io di Rivière
a Cittadella ricordo che ha preso ogni pallone di testa, cioè ogni palla che spioveva verso di lui era preda di Rivière, la spizzicava sempre. E dall'altra parte c'era Camigliano che non è che è così basso, assolutamente. Agostino Camigliano che conosciamo next turn. E non solo, adesso il Cosenza ha a disposizione 2 tridenti, caro Franco. Sì. Il primo è quello che abbiamo visto a Cittadella, quindi con Rivière centrale, e Carretta a destra e Baez a sinistra. che possiamo definire in questa particolare fase della stagione quello titolare. Alle spalle di questo tridente vi è un tridente altrettanto importante, formato da Pierini, formato da Litteri e formato da Maciac. Sono elementi importanti, cioè io non so quante squadre possono contare su un tridente formato da Maciac, Pierini e da Litteri. Sono tutti giocatori di qualità. Sono giocatori di estrema qualità e se a questi... Ma guarda, anche il mio amico Agostinelli, che era la voce tecnica di Rai Sport venerdì, ha avuto delle buone parole per il Cosenza, per la società, in particolare per il presidente Guarasci, così come per la società del Cittadella, ma ha avuto delle buone parole anche per Litteri, dice Braglia, che conosco bene, sta aspettando alla grande questo Litteri perché è un giocatore, voglio dire, che in Serie B sa il fatto suo, purtroppo è stato sfortunato per via di alcuni infortuni, alcuni acciacchi, però tornerà sicuramente utile alla causa del Cosenza, e voglio rivolgermi all'amico Aldo Cenno. Litteri. Ma io... È l'attacco di cui parlava poc'anzi Antonio Clausi. Ho pensato di discutere questo giocatore, ma se vediamo il curriculum, secondo me è un giocatore che il Cosenza, oltre ad averlo pagato bene, è un giocatore che purtroppo ha avuto infortuni. Io penso che Braglia quando ne parla di Litteri, spesso ne parla e non vede l'ora di averlo a disposizione per recuperarlo, perché non credo che Litteri possa poi alla fine fare panchina. Se Litteri sta bene, credo, come dice Clausi, io penso che il Cosenza ha bisogno di Litteri come il Litteri ha bisogno del Cosenza, perché se noi andiamo a vedere il tridente che ha fatto ieri, è stato, perché gioca meglio il Cosenza fuori casa? Perché ha un tridente, ha dei giocatori velocissimi. Avete visto Baez sulla faccia sinistra, avete visto poi sulla faccia destra, avete visto Rivière, abbiamo visto un Cosenza che ha veramente dimostrato anche di avere un gioco veloce, se vuole, perché nel momento in cui doveva recuperare la partita il Cosenza è venuto fuori con una velocità impressionante, è vero che ha messo sulle gambe il Cittadella, quindi secondo me io penso che l'Italia prima o poi farà parte degli 11 che va, e non so se senza Rivière o con Rivière, secondo me, perché anche qua, perché poi se gioca con Rivière probabilmente il modulo deve essere un 4-4-2 oppure un 3-5, cioè, vediamo quello che questo grandissimo allenatore, che signori miei, spentiamolo ancora una volta da questa trasmissione, lo abbiamo fatto sempre, lo abbiamo sempre sostenuto, abbiamo sempre detto, finiamola, Braglia non va messo mai, anche quando il Cosenza va male, Braglia è l'uomo del Cosenza. Vabbè, tu questo l'hai sempre detto, ha saputo dare al Cosenza quello che purtroppo una squadra di Serie B, con il materiale che ha avuto, adesso i giocatori che sono stati comprati, stiamo vedendo anche la differenza che possono fare, che se stanno bene fisicamente questi giocatori, sono grandi giocatori, e quindi il Cosenza ha un patrimonio, come diceva Claudio, di grandissima levatura, per cui io penso che il campionato del Cosenza è incominciato con il Cittadella, e speriamo, poi ne parliamo sabato, caro Franco, di metterci la ciliegina sulla... Ne parliamo dopo, perché abbiamo due telefonate molto importanti. Abbiamo Antonio Clausi che volevi intervenire? Due cose. Vai. La prima relativa a quello che ha detto Franco poco fa, Aldo. Litteri e Rivière. A partire da domanda, venerdì, anzi giovedì in conferenza stampa, c'ero pure io, Piero Braglia ha detto sì, i due possono coesistere assolutamente, e da qui a tante ipotesi. Una che mi stuzzica particolarmente, di cui abbiamo discusso con Braglia proprio in sala stampa in una delle ultime conferenze, quello del trequartista dietro 2 punte. Sì. E di giocatori che possono fare il numero 10 alle spalle di 2 prime punte, il Cosenza ne ha diversi. Possiamo pensare... Che hai fatto la domanda specifica, ti ha detto anche Sciaudone, è uno di quelli. Uno come Sciaudone, uno come Baez, uno come Carretta, uno come Maciac. Cone può farlo. Cone, per esempio. I giocatori ci sono. Sicuramente non è una soluzione tattica immediata, l'Italia non c'è mai stato per pensare a ciò, però in futuro magari si potrà arrivare a ciò. Seconda cosa, una piccola notiziola che, prego, fatta per il rinnovo di
legittimo. Un anno, il calciatore in settimana firmerà il contratto e si legherà al Cosenza fino al 2022. E lo merita legittimo 2021. Un altro che è in scadenza, sul quale tiene molto sia il presidente Guaraccio che anche Trinchera, è il portiere Perina, mi pare, no? Che è uno dei migliori portieri della Serie B. E sarà il prossimo con il quale si approfondirà il concetto. Quindi legittimo, in settimana, firmare il contratto con il Cosenza, rinnovo annuale. Abbiamo delle notizie per quanto riguarda il discorso delle giovanili del Cosenza, Stella, perché ieri sono comportate molto bene contro le formazioni di pari età della Juve Stabia. Ecco, se mi vai a leggere quello che è successo, così a beneficio dei nostri telespettatori, prima di andare in pubblicità sentiamo quello che è successo nelle goleada giovanili. della primavera Under 15 Corsara perde l'Under 16. Domenica tutto sommato positiva per le formazioni del settore giovanile rossoblu. Sugli scudi la primavera che batte meritatamente la Juve Stabia con un sonante 4-0. Risorge dopo un periodo buio l'Under 15 di mister Tortelli, che riesce a cogliere la vittoria esterna sul campo della Juve Stabia. Sconfitta invece dai pari età giallo-blu per 2-0 la selezione Under 16. Vittorio, per quanto riguarda il discorso giovanili, piano piano con Mezzina stanno prendendo il passo, perché si è dovuto rifondare. Il problema è sempre quello, è che bisogna aspettarli. Cioè, io mi auguro che venga fatto un progetto più pluriennale finalmente, perché altrimenti chiunque dovesse arrivare poi andrebbe nuovamente giustamente a portare la propria filosofia. Si sta di nuovo provando a costruire qualcosa, bisogna dare tempo adesso a Mezzina e ai suoi tecnici. Non è facile perché un settore giovanile non si costruisce da un giorno all'altro, però da qualche parte bisogna pure ricominciare. Questo forse può essere l'anno giusto, vedremo. Possiamo intanto, come dire, parlare delle Crotone in attesa di andare in pubblicità. Introduciamo questo Pisa Crotone, poi vedremo gli highlights, perché il Crotone si è comportato molto bene. Io ho visto Messias sugli scudi alla grande. Messias secondo me è uno di quei calciatori che il Crotone... Secondo me andrà in Serie A questo Crotone prima, ragazzi. Senza ombra di dubbio, a mio avviso. Questo pari, il Crotone ai punti avrebbe meritato comunque la vittoria, vedendo però Pisa le non immagini. È un campo facile. Cioè Pisa in questo frangente è un campo dove andare a giocare, andare a fare punti è molto complicato, quindi pareggiare lì è da vedere come un bicchiere mezzo pieno. La classifica del Crotone del resto è un'ottima classifica. Crotone secondo posto, quindi non gli si può dire al momento nulla, e a questo punto fa buon brodo, no Franco? Muove la classifica, come si dice in questo caso, e poi dalla consapevolezza. Vittorio, cosa mi vuoi aggiungere tu del Crotone? No, volevo soffermarmi intanto sul Messias, perché il mercato del Crotone da questo punto di vista, quello del Cosenza lo stiamo vedendo diciamo pian piano, quello del Crotone era un po' un mercato per tutte le stagioni, perché Maxi Lopez era il nome di grido, però dietro Maxi Lopez... Dobbiamo dare la notizia che si è infortunato Maxi Lopez, e quindi c'ha problemi muscolari, ne avrà per qualche settimana. D'altronde Maxi Lopez era un po' come, non dico il fumo negli occhi, ma comunque un qualcosa di forte che è stato propinato alla tifoseria, perché dietro comunque il Crotone ha dei signori attaccanti. Oltre a Simi c'è questo Messias che già contro il Cosenza, questo è un giocatore che spacca le partite come pochissimi in categoria, e io credo che davvero durerà pochissimo in B. Sentiamo allora Aldo prima di andare in pubblicità. Aldo? Il pareggio poi vediamo gli highlights. È andato in svantaggio, ha fatto una bella partita, io l'ho vista. È riuscito a recuperare una ha ragione il collega Antonio Clausi, che Pisa è un campo difficile, l'Arena Garibaldi. L'Arena Garibaldi è un campo difficile per tutti. Infatti Pisa ha giocato, non dico alla pari, però dopo il pareggio il Crotone onestamente meritava qualcosa in più, perché poi il portiere del Pisa ha fatto un paio di interventi miracolosi, però a questo punto fuori casa fa classifica, muove la classifica al secondo posto il Crotone, ragazzi. Ma chi se lo poteva immaginare dopo il disastro dell'anno scorso che il Crotone potesse arrivare ad essere secondo? Oggi è seconda, si gioca con il Benevento, il primato di questa Serie B. Io penso che il Crotone sarà la squadra che quest'anno punterà direttamente alla Serie A. Sentiamo se Enzo Leonetti ci fa partire gli highlights di Pisa Crotone, altrimenti andiamo in pubblicità. Non so come siamo messi al momento. Grazie, vediamo un attimo.
Non è bastato al Crotone comandare il gioco all'Arena Garibaldi per tornare con i 3 punti in Calabria, che la gara sarebbe stata dura, l'aveva detto Giovanni Stroppa in conferenza stampa, avvisando i suoi sulle insidie che puntualmente i toscani hanno creato. I rossoblù sono riusciti a imporre il proprio gioco, costringendo i nerazzurri a difendersi dagli attacchi ispirati da Benali e Barberis e dai ripetuti tentativi di Messias, inarrestabile nell'1 contro 1 e pericolo costante per i padroni di casa, bravi però a insidiare la porta di Cordaz con la deviazione ravvicinata di Masucci e poi, sugli sviluppi di un corner battuto da Pinato, a siglare la rete del vantaggio con De Vitis, bucato a centro area tra tante maglie pitagoriche. L'occasione per pareggiare l'inatteso svantaggio il Crotone l'ha avuta e come. Sull'assist di Mazzotta, Simi ha tentato il tap-in trovando l'opposizione di Gori. La palla ha danzato per interminabili secondi sulla linea di porta, ma nel batti e ribatti hanno avuto la meglio i difensori toscani evitando il gol. La squadra di Stroppa ha continuato a pressare e il Pisa ha faticato tantissimo ad alzare il baricentro e allontanare i pericoli nell'area di rigore. Nonostante ciò, la migliore occasione all'ora di gioco è capitata sul destro di Gusher, che ha preso la mira e sfiorato l'incrocio. Il pareggio è stato propiziato da un cross di Mazzotta respinto corto da Gori. Golemic ci ha messo la testa spingendo la palla in rete. Lo stesso Gori protagonista in positivo nel forcing finale dei rossoblù, decisi a vincere l'incontro nonostante l'espulsione di Gigliotti per la gomitata rifilata a Marconi. Reattivo l'estremo difensore nerazzurro sulle conclusioni di Mazzotta, servito di tacco da Benali, e Messias che a semi utili al termine ha anche colto un palo al termine di un altro pregevole spunto. E allora abbiamo visto le immagini, poi ne discuteremo. Nel frattempo, Stella, andiamo in pubblicità. Ricordiamo di non cambiare canale, andiamo in pubblicità, Trinchera. ma torniamo subito. Dopo Trinchera. Sì. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, seconda parte di replay, sono in tanti che ci scrivono, ci ha scritto anche il nostro amico Vito, io ve lo leggo subito prima di fare una domanda ad Antonio Clausi. Un solo rammarico, se il Cosenza avesse fatto la preparazione, mi dicono sia Vittorio che Antonio, come una squadra normale, nel senso che è partita in ritardo, che sarebbe trovato sopra. Un saluto a tutti quanti, ottima trasmissione, forza saluto di sempre, dimenticavo Braglia a vita, un po' come Ferguson nel Manchester United o Manchester, che dir si voglia. Allora, c'è una domanda per chi? Antonio Clausi. Nel frattempo vediamo se riusciamo a metterci in contatto Enzo Linetti con il DS del Cosenza Trinchera. Antonio, ha vinto il Cosenza, ma hanno vinto anche la Juve Stabia e lo Spezia. Questo significa che il campionato di Serie B è equilibrato? Imprevedibile, direi io. Assolutamente imprevedibile, e soprattutto non bisogna né cullarsi di queste vittorie, ma chiaramente continuare a lavorare, testa bassa, pedalare e non guardare ad oggi la classifica, perché non serve davvero a nulla, come non bisognava guardarla giovedì sera, venerdì mattina, non bisogna guardarla neppure adesso. Tra 7-8 giornate allora uno può iniziare a fare un pensierino, a dire siamo qui, non siamo lì, anche perché poi si aprirà il mercato. E il campionato che si vive nel girone di andata, e lo abbiamo vissuto sulle nostre spalle l'anno scorso, è totalmente un altro campionato rispetto a quello del girone di ritorno, quando poi si gira la boa. Grazie Antonio Clausi. Allora mi fanno segno alla regia che abbiamo al telefono il direttore sportivo del Cosenza, Stefano Trinchera. Vediamo se è così. Pronto, direttore? Pronto, sì, Franco, buon pomeriggio. Grazie direttore per aver accettato l'invito, ringraziamo la società del Cosenza Calcio per questa telefonata. E allora, io qui c'ho ospiti Vittorio Scarpelli di Gazzetta del Sud, c'ho l'amico Antonio Clausi di Cosenza Channel e l'altro amico Aldo Cennamo. Allora, parto io, direttore. I risultati che sono maturati ieri, naturalmente del Cosenza abbiamo parlato, imprese del Cosenza, ma anche la Juve Stabia ha vinto per 4-2, il Trapani ha pareggiato a Chiavari contro l'Entella per 1-1 e c'è stata anche, voglio dire, l'altra vittoria di una squadra di bassa classifica. Diciamo che è lì, un campionato, parlavamo di questo, molto equilibrato. Pronto? Sì, poi noi per tradizione, ti sento Franco, poi noi per tradizione, diciamo, stiamo mantenendo lo standard degli ultimi anni, quando nelle prime giornate non abbiamo fatto benissimo in termini di risultati, però io, come ho detto a più riprese, certo questo è un gruppo quasi completamente rinnovato, molti giocatori sono arrivati nell'ultima fase del mercato, quindi c'è pure bisogno di inserirli in un contesto di squadra con una metodologia di lavoro che è tutta nostra, e quindi io sono fiducioso perché la squadra ha delle buone potenzialità e
stanno a fare un buon campionato. È uscito fuori anche lo Spezia, dicevo prima, perché ha vinto a Pescara per 2-1, quindi anche lo Spezia ha fatto un balzo avanti in classifica, così come il Cosenza. Ho visto una squadra di qualità, un po' come il Cosenza stesso, insomma. Sì, assolutamente. Adesso secondo me è molto prematuro accampare dei giudizi. Il Frosinone e lo Spezia, per dirla tutta, sono delle squadre costruite per fare un campionato di vertice, e quindi adesso si ritrovano in fondo alla classifica, ma come del resto pure noi, che siamo abbastanza attrezzati per fare un campionato dignitoso, abbiamo avuto qualche stop iniziale, però in questo momento non bisogna guardare la classifica, bisogna continuare a migliorarsi giorno per giorno, perché a mio avviso soprattutto noi abbiamo grandi possibilità di migliorarci e di divertirci quest'anno. Allora, partiamo con le domande. Vittorio Scarpelli di Gazzetta del Sud. Ciao Dir, buon pomeriggio. Ciao Vittorio. Parlavi di tradizione, questo avvio stentato è una tradizione che mette a serio rischio le coronarie dei tifosi. Cambiamola sta tradizione. Vabbè, battute a parte. Diciamo che inizia a vedersi il tuo Cosenza, il vostro Cosenza, quello che immaginavate sotto il sole di luglio, ecco. Siccome è importante, come tu sai, come tu chiaramente insegni, la programmazione, per non arrivare nuovamente col fiato corto. Antonio prima parlava di un rinnovo quasi fatto di Legittimo. La mia domanda riguarda invece Canutè. È uno di quei giocatori che potrebbe essere in qualche modo bloccato in precedenza, oppure temi che il Pescara possa dal canto proprio decidere sin da subito di riportarlo all'ovile? Fin da subito cosa significa? A fine anno, perché poi insomma... Fine campionato, insomma. Certo. Certo, se non dovesse esserci da parte nostra il diritto di riscatto, che tra l'altro è un diritto abbastanza alto, è chiaro che il Pescara avrà l'interesse di valorizzare questo ragazzo, che anche lui ha ampi margini di miglioramento, ha un potenziale incredibile, per me è destinato a fare la Serie A, quindi poi tutto dipende dalla stagione in corso, dalle sue prestazioni, da quello che riesce ad esprimere, perché se continua così credo che il Pescara possa addirittura cercare di venderlo in una squadra importante in Serie A. Ieri abbiamo visto Dermaco, e apre e chiude una parentesi, mi ha fatto una buona impressione Dermaco ieri col Parma, il Parma che ha battuto 5-1 il Genova, ma poi diciamo ormai acqua passata, giusto per un giocatore che Trinchera ha portato a Cosenza. E allora, Antonio Claus. Ciao direttore. Ciao Antonio, ciao. Io mi rifaccio la domanda che ti ha fatto prima Vittorio e ti chiedo, il riscatto fissato dal Pescara per Canutè, è vero che si aggira intorno ai 3 milioni e mezzo, 4? Sì. E soprattutto, sì, ok, ho sentito, e poi soprattutto, diciamo, dando legittimo addirittura d'arrivo, i tempi per magari Perina, che è quello che ai tifosi preme maggiormente. Parla di allungamento di contratto, sì, naturalmente. Sì, ma noi a questa domanda fa piacere che me la fai, Antonio, perché è chiaro che dopo l'esperienza vissuta sulla nostra pelle con Dermaco, che poi nel giorno di ritorno abbiamo a più riprese cercato di convincerlo a trattenerlo con un rinnovo abbastanza sostanzioso e non ci siamo riusciti. È chiaro che vogliamo anticipare i tempi quest'anno, siamo nell'ottica di vincolare, soprattutto nei riguardo di quei giocatori che stanno facendo bene con continuità, tipo l'Egitto e Perina, ma tanti altri, perché ci sono altri giocatori in scadenza di contratto. Però ecco, confermo che nell'ultimo periodo abbiamo avuto un approccio importante con Legittimo e probabilmente nei prossimi giorni definiremo con lui, perché c'è la volontà da ambe le parti di continuare questa esperienza. Sentiamo Aldo Cene, ma poi lasciamo andare il direttore. Io ti faccio una domanda che ne ho già parlato prima. Io ho detto che amo le statistiche. Questa media inglese è bellissima del Cosenza, -1, che significa, io ho sempre detto che il Cosenza gioca meglio fuori casa ed è diventato lo spauracchio delle squadre
quando si va in trasferta. Secondo te potremmo anche migliorare in casa, visto che fuori casa siamo la squadra che ha fatto 5 punti rispetto a invece in casa ne abbiamo fatto solo 2. Speriamo che sabato arriva questa vittoria. Sì, guarda, dipende anche dalla maturità di una squadra che acquisisce. Noi abbiamo necessità anche davanti al nostro pubblico di fare un risultato pieno come è successo venerdì a Cittadella, per tante ragioni, poi perché l'ambiente lo vogliamo sempre sentire più nostro. Vero. Veramente un pubblico Vero. pagabile che è venuto a Cittadella e ci ha sostenuto come se fossimo più in classifica, quindi è chiaro che vogliamo dare anche a loro dimostrazione, vogliamo anche dare a loro un segnale importante, quindi vogliamo creare un ambiente ancora con più entusiasmo. A parte questo dobbiamo vincere in casa e tutto anche passa dall'autorità e dalla personalità che ci mettiamo per affrontare le partite in casa, dobbiamo usare ancora di più. Dobbiamo fare ancora di più, diceva. Io poi gli voglio fare una domanda sulla Serie C, perché sono in tanti che ce lo scrivono, dice ma perché non chiede a Trinchera qualcosa di... Prima da Antonio e poi io, sì, vai. No, io esco un attimo dall'argomento come dire, lavorativo per il direttore e gli chiedo se ha esultato ieri al gol di Calderoni contro il Milan. Ah, il Lecce. La sua squadra. Mi ha fatto piacere, sinceramente. Direttore, sono saltati 2 allenatori, questa è l'ultima domanda, 2 allenatori importanti in Serie C, è saltato Auteri a Catanzaro, c'è in questi momenti una conferenza stampa di Floriano Notte, dovrebbe essere, penso sia Grassadonia il nuovo allenatore del Catanzaro, è saltato anche Camplone a Catania. Ti aspettavi dopo poche giornate questi 2 allenatori così? No, sinceramente no, poi io non entro nel merito delle scelte che fanno alcuni club, io credo che prima di esonerare l'allenatore uno ci deve riflettere tantissime volte, perché ci sono degli equilibri all'interno di una società, all'interno di un gruppo di lavoro che evidentemente c'erano delle ragioni che noi non conosciamo e presupposti per andare avanti quindi non c'erano e hanno deciso di cambiare. Ok. Però sinceramente non me l'aspettavo, perché parliamo di 2 allenatori quotati. Infatti sono saltati 2 allenatori importanti e quotati, hai ragione. Sì. Ok, allora grazie al direttore sportivo del Cosenza Stefano Trinchera, in bocca al lupo e sperando di vedere poi al Marulla sabato nuovamente il pubblico delle grandi occasioni. Grazie direttore per la disponibilità. Grazie a voi, buon pomeriggio, ciao. Buon pomeriggio, e allora dalla regia subito Corriere dello Sport, Enzo Leonetti, per cortesia Tullio Calzone, faremo un excursus a 360 gradi di quella che è stata l'8ª giornata. Allora, che vogliamo dire su quello che ha appena riferito il direttore sportivo del Cosenza? Per quanto riguarda Canotè, mi pare che vi siete concentrati sia tu che Antonio su Canotè, 3 milioni e mezzo, 4 milioni di euro. Ha dato un paio di notizie. Diciamolo francamente, il Cosenza non se le potrà permettere. No, ma dispiace che poi questi giocatori vengono a Cosenza, se vengono rivalutati da Braglia, eccetera, eccetera, dallo staff tecnico, Chiuzzi, dal preparatore Pincente. Ma è giusto sottolinearlo e quindi svelare quali sono le reali cifre di questa operazione, in maniera tale che nessuno... Sebastiani ringrazia e porta a casa. Tra l'altro voglio dire, insomma, alla luce dei rapporti che si sono incrinati tra le parti non si può neanche ipotizzare né uno sconto né un corteggiamento per un'eventuale conferma, insomma, da questo punto di vista speriamo di godercelo fino in fondo. Canutema ha fatto capire il direttore, la notizia buona è chiaramente che c'è l'interesse di blindare entrambi, perché Legittimo è un giocatore, insomma, molto vicino, diciamo, alla sua orbita. Perina speriamo possa diventarlo presto, però lo sta meritando sul campo, è uno dei migliori portieri assolutamente alla categoria. Sì, anche perché Perina l'ultimo rinnovo che ha fatto, lo ha fatto triennale, e tranne quella parentesi di 6 mesi, l'aveva fatto Meluso, mi pare, quel contratto, no? Cerri lo fece. Tranne quei 6 mesi, quella parentesi in cui giocò a San Benedetto del Tronto, Perina è sempre stato estremamente all'altezza, e io non credo di dire un'eresia nel definire Perina uno dei migliori 5 portieri della Serie B. Ok, questo è il parere di Antonio Clausi di Cosenza Channel. Mi fanno segno della regia, dovremmo avere il Corriere dello Sport in linea Tullio Calzone, caporedattore della B. Pronto Tullio? Salve, grazie dell'invito e buongiorno a tutti. Grazie a te per la disponibilità. Abbiamo parlato poc'anzi con il direttore sportivo Trinchera, si parlava di Canutè, e i colleghi di Gazzetta del Sud e di Cosenza Channel gli hanno posto la domanda, dice, per quanto riguarda un eventuale riscatto contro riscatto, si parla di cifre importanti, 3 milioni e mezzo, 4 milioni, cifre che il Cosenza praticamente non potrà mai
come dire, dar seguito. Detto questo, però, c'è il rinnovo di Legittimo per un anno che dovrebbe avvenire in settimana, così come quello di Perina. Questa era una piccola digressione. Intanto io vorrei fare a 360 gradi con te, parlare un excursus di quello che ha detto l'ottava giornata di campionato con Pippo Inzaghi, il Benevento che è al comando della classifica, a seguire poi Empoli e Crotone che entrambe hanno pareggiato. Beh, intanto direi che il Cosenza è una delle squadre che hanno vinto, quindi hanno vinto anche convincendo, perché per una volta la fortuna è stata avversa all'avversario, perché se entra la traversa di Luppi, l'azione di Luppi, la partita probabilmente è finita. Invece si è visto un'orgogliosa reazione nel secondo tempo. La squadra vera, stavo osservando un po' i dati diciamo della scorsa settimana, che non sono cambiati molti neanche dal punto di vista della classifica marcatori, perché in vetta non hanno segnato né Iemmello né Mancuso, né Marconi, per cui vedo che nella griglia dei primi, diciamo, quelli che hanno segnato almeno 2 gol, manca il Cosenza. Ci sono tutti, c'è il Crotone, ci stanno tutte le squadre ovviamente grandi protagoniste di questo primo periodo, manca il Cosenza, e questo significa che è il vero limite di questa squadra in questa fase di campionato, perché l'Interi, abbiamo visto, è stato praticamente quasi mai utilizzato. De Viera sta dando segni anche come giocatore di manovra, ma un vero giocatore, diciamo, implacabile sotto porta manca. Forse è questo che giustifica in parte il ritardo in classifica del Cosenza, che avrebbe meritato, per gioco espresso e per qualità anche intensità delle proprie prestazioni, avrebbe certamente meritato di stare qualche gradino più su, però noi sappiamo che le squadre di Braglia sono spesso dei diesel che poi quando partono è difficile arrestarli. Intanto è una squadra competitiva, non è restata inchiodata sotto alla classifica, e questo già è un aspetto importante. L'altra squadra che ha vinto in maniera convincente, anche se soffrendo, è stato il Benevento, come dicevi tu, di Pippo Inzaghi, che poi approfittando dei pareggi sia dell'Empoli contro la Cremonese, che sulla panchina debuttava Baroni, e sia del Crotone, che insomma ha dovuto soffrire a Pisa, diciamo si è staccato per la prima volta in classifica. Io ho visto, da inviato del giornale, ho visto proprio il Benevento Perugia, ho visto che insomma il Benevento ha un'identità di squadra che altre squadre fino adesso non hanno dimostrato di avere così convintamente. E in più c'è da dire che anche con l'uovo in meno, giocando mezz'ora con l'uovo in meno, è riuscita poi a portare a casa una partita non semplice sul piano anche del gioco, perché il Perugia è una squadra, secondo me, che alla fine riuscirà a restare in alto in classifica fino alla fine. Diciamo che Benevento convince come squadra, ma convince anche come organico, perché poi alla fine ho fatto in questi giorni un'intervista a Inzaghi per il Guerin Sportivo, che è il giornale, diciamo, di punta d'elite del nostro gruppo editoriale, e lui diceva proprio questo, che non andrà più, commentando le vicissitudini di Bologna, non andrà più in una squadra che non è forte, quindi non fa più una questione di categoria, ma vuole una squadra forte. Il Benevento lo è a tutti gli effetti, perché ha battuto il Perugia anche senza giocare, diciamo senza Sao, che è tanta roba. Poi le altre, diciamo, le 2 delusioni sono state la Salernitana, che ha perso a Venezia per mano di Bocalone, che è un ex, e poi l'altra delusione secondo me è il Pescara, che si è fatto battere in casa, e l'Ascoli, che non ha tenuto contro un Chievo che sta riemergendo e che è stato il prossimo avversario del Cosenza. Allora, partiamo subito con le domande con il collega Vittorio Scarpelli di Gazzetta del Sud per Tullio Calzone. Ecco, buonasera. Ripartiamo proprio da questo ultimo pezzo. Cosenza-Chievo. Si affrontano 2 squadre che per motivi diversi hanno fatto un pieno di entusiasmo. Il Cosenza perché adesso non perde da qualche giornata, ha trovato la prima vittoria. Il Chievo ha dato seguito, ha cambiato un po' marcia dopo un inizio tentennante. Favori del pronostico? Ma questa è una classica partita da tripla, secondo me, perché il Cosenza non ha ancora ottenuto la prima vittoria in casa, perché abbia vinto la prima fuori, mentre il Chievo è la squadra probabilmente che insieme al Benevento è quella che sta riemergendo
tenendo conto che stiamo parlando di una signora squadra perché ha un organico importante. Non dimentichiamo che retrocedere dalla Serie A e ricominciare in B è sempre molto faticoso. Abbiamo avuto l'esempio del Crotone lo scorso anno, ma in passato c'è stata la Regina. Ogni anno c'è qualche novità di squadre che non riuscendo a digerire, diciamo così, la retrocessione della Serie A, poi alla fine soffrono in B, che è un campionato praticamente diverso. Il Crotone sta raccogliendo oggi i risultati, diciamo, del lavoro dello scorso anno, quando ricorderete ci fu un avvicendamento in banchina, richiamarono Stroppa perché Oddo perse tutte le partite e nonostante tutto il Crotone arrivò a un passo, come il Cosenza, a un passo dai playoff all'ultima giornata. Quindi è una squadra, il Chievo è una squadra molto dura da affrontare perché ha tanta qualità e c'ha anche un'idea di gioco abbastanza precisa. Però io penso che il Cosenza, che si è visto in questi giorni, nelle ultime settimane, possa finalmente trovare la prima vittoria, che sarebbe fondamentale perché archiverebbe definitivamente questo avvio di stagione sfortunato e poco convincente sul piano, diciamo, almeno della classifica, non delle prestazioni. Della classifica, non delle prestazioni, dice Tullio Calzone. Sentiamo Antonio Clausi di Cosenza Channel. Salve, buonasera. Stasera nel posticipo chi rischia di più? Chi rischia di più? Ricordiamo il posticipo intanto di questa sera, Frosinone-Livorno. Frosinone-Livorno. Ma secondo me si rischia molto di più Nesta, perché se dovesse non vincere la situazione del Frosinone sarebbe effettivamente complicata, perché resterebbe terzultimo in classifica insieme alla Juve Stabia e allo Spezia, e allo stesso Cosenza, per cui diventerebbe veramente complicata la situazione di Nesta, perché a Frosinone, per una serie di circostanze, di combinazioni con l'uomo in meno, ha cambiato assetto e la squadra ha funzionato, ha dato una prova di orgoglio. Faccio presente che manca ancora pure lì, diciamo, il vero goleador, il limite strutturale di questa squadra è proprio quello dell'assenza di un calciatore che sappia avere concretezza sotto porta. Quindi anche lì Nesta rischia parecchio, anche perché il Livorno è ultimo in classifica. Breda, se perde, al di là delle rassicurazioni che Spinelli continua a dare da qualche giorno, ma se perde stasera molto probabilmente lo mandano via, quindi è una partita veramente molto delicata. Io dico che il Frosinone, per qualità di calciatori, di rosa, a giocatori come Ciano, come Dionisi che è stato recuperato, anche se mancheranno due pezzi da 90 come Gori e Pagarini, però io penso che il Frosinone alla fine potrebbe spuntarla, anche se la situazione complessiva di questa squadra, rifacendoci al discorso di prima del Chievo che ha dovuto smaltire la retrocessione, è delicata, perché a questa, diciamo così, esigenza di resettare lo scorso campionato di Serie A ce n'è un'altra importante, perché c'ha importanti giocatori a scadenza e non si riesce a trovare un accordo sul rinnovo. Tra questi appunto c'è Paganini, c'è Gori. Poi hanno anche una gestione interna abbastanza complicata, perché alcuni calciatori sono restati che non avevano il doppio contratto A e B, e quindi si è un po' ingarbugliata la situazione. Però io penso che la squadra che si è vista a Salerno prima della sosta contro una Salernitana prestante, che è stata messa sotto però in 10 uomini dal Frosinone, io penso che possa chiudere anche qui la crisi, e poi parleremo di una squadra che dal punto di vista dell'organico ha grandi potenzialità. Tullio, mi dici qualcosina per chiudere? Abbiamo solo qualche minuto, dobbiamo andare in pubblicità. Sul Crotone, io ho visto ieri la partita contro il Pisa, ma questo Messias è veramente interessante. Ma io penso che il Crotone sia la squadra che gioca il miglior calcio in questo momento in Serie B. È una squadra che è stata resettata da Stroppa dal punto di vista mentale, ma anche dal punto di vista dell'organico. Ho trovato questo assetto 3-5-2 che non è, diciamo, nella visione diciamo solida che ha avuto questo allenatore, che ha sempre affermato il 4-3-3 come modulo ideale. Invece lui ha trovato questo equilibrio, si è inventato anche Barberis centrale tra due giocatori come Benali e l'altro non mi ricordo adesso il nome, di qualità a centrocampo, e ha trovato Molina, Zanellati. Il Crotone ha un organico importante anche in avanti, stiamo senza, adesso Maxi Lopez non si sta vedendo, ma può fargli fare un ulteriore salto di qualità. C'ha Simi, c'ha mille soluzioni, è una delle squadre che c'ha Crociata pure. Come dicevi? C'ha pure Crociata, no?
c'ha Crociata, esatto, il nome che non mi veniva, c'ha Nalini che sta rientrando, è una squadra che sicuramente lotterà per benissimo. alla fine. Grazie Tullio per la disponibilità, grazie e buon lavoro anche da parte dei colleghi intervenuti. Grazie a te. Arrivederci. Allora Vittorio, prima di andare in pubblicità facciamo, ha parlato benissimo il collega Tullio Calzone del Cosenza, ha detto che è stato sfortunato, che avrebbe meritato quello che in sostanza sostiene Braglia, qualche punto in più in classifica, è stato sfortunato, però a suo parere c'è consapevolezza di questa squadra, bravo, anche, lo stoccatore, diceva lui sotto rete, che è mancato nelle prime gare di campionato. Mi pare che ha fotografato benissimo la situazione Cosenza. Ripeto, c'è consapevolezza della forza del Cosenza, perché magari noi lo vediamo tutti i giorni, loro, quindi vuol dire che è reale questa percezione. Mi pare che era abbastanza preparato. Assolutamente, dico, è reale questa percezione del Cosenza. Ci ha semplicemente confermato le nostre sensazioni. Questa è una squadra che non ha mostrato ancora tutto il suo potenziale, e chissà, intanto bisogna tirarsi fuori dai guai il prima possibile. Bravo. Sentiamo Antonio Lopez su quanto detto Claus, scusami. Lapsus. Su Antonio Claus, su quello che ha detto appunto il nostro collega del Corriere dello Sport, Tullio Calzone. È stato un punto molto esaustivo. Punto a favore del Cosenza. Sì, un punto assolutamente a favore del Cosenza. Ciò significa che la percezione di avere un organico... A livello nazionale, questa è la percezione a livello nazionale. Un organico abbastanza importante per quelle che magari può essere la dimensione del Cosenza, è così. Le convergenze ci sono tutte, perché lo abbiamo sempre detto che il Cosenza aveva bisogno di tempo. Il tempo fino alla Cittadella era un po' tiranno, adesso dopo il Cittadella si è aperto lo spiraglio che tutti speravamo, che il Cosenza si amalgamasse, trovasse le giuste misure, trovasse l'equilibrio tra i reparti, trovasse i giocatori che erano infortunati. A Cittadella, fuori casa, che si esprime in un modo stupendo, per me la squadra gioca molto bene fuori casa, se troverà in casa questo ritmo, il Cosenza secondo me avrà davanti un'autostrada per poter fare un grande campionato, un importante campionato. Benissimo, e allora io vado ad introdurre, prima di passare in pubblicità, la Serie C, perché ci sono le prime dichiarazioni del presidente del Catanzaro, che praticamente ha parlato di Auteri e è stato ufficializzato Grassadonia. Quindi poi andremo a vedere quello che è successo in Serie C. Dicevamo all'inizio con la vittoria sul rigore a Monopoli della Regina, poi il 5-0 della Vibonese sul Catania, che poi è seguito l'esonero, come dicevamo, di Camplone. La squadra Etnei in questo momento è stata affidata all'allenatore delle giovanili Orazio Russo, poi questo scossone a Catanzaro. Il Rende, poi apriremo una parentesi con il Rende, con Gazzette del Sud, con Vittorio Scarpelli in particolare. Se possiamo andare in pubblicità, così andiamo a vedere poi gli highlights della Serie C. Grazie. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Allora, terza ed ultima parte di replay per lunedì 21 di ottobre 2019. Allora, Antonio Claus, c'era un'ultima domanda per quanto riguarda la Serie B, poi introdurremo la Serie C, perché sono arrivate le prime dichiarazioni del presidente del Catanzaro in conferenza stampa sull'esonero di Auteri. È stato ingaggiato ufficialmente Gianluca Grassadoni. Allora, vai Stella su Crotone. Sì, Antonio, avevo una domanda per te. Il Crotone dopo il pareggio di Pisa mantiene il secondo posto in classifica, insieme all'Empoli con 15 punti. Il suo sarà un campionato d'avanguardia? Stando alle prime battute sì, il problema è che poi non basta fare bene, ma bisogna confermarsi. Come dicevo prima, il girone di ritorno sarà un campionato totalmente differente da quello che si vedrà nel girone di andata. Quindi poi, per spruzzare delle parole tanto care all'ex allenatore della Juventus Allegri, bisogna essere lì ad aprile. Tutto ciò che succede prima, tanto quanto conta. Ok, allora introduciamo subito la Serie C, perché prima della fine della trasmissione poi andremo a vedere il prossimo turno. Intanto vi anticipo che giocheranno sia il Cosenza che il Crotone di sabato. Il Cosenza al Marulla contro il Chievo Verona, allenato da Marcolino, una bella squadra, poi ne parleremo dettagliatamente, alle ore 15, così come alle 15 a Lezio Scita, sempre di sabato, il Crotone incrocerà il Venezia. Allora, puoi andare Stella, vediamo cosa ha detto il presidente del Catanzaro. Ok, il presidente del Catanzaro, che dopo la quarta sconfitta in campionato ha deciso di esonerare Gaetano Auteri. Vediamo un po' qui i motivi dell'esonero e la scelta di Gianluca Grassadonia. Stamattina abbiamo esonerato il mister Auteri, qualsiasi separazione è sempre
una cosa che fa male, vuol dire che qualcosa non ha funzionato. Abbiamo fatto questa scelta perché crediamo che questo non è il cammino che ci aspettavamo dopo un anno di Auteri. Può darsi che alcune cose non sono andate nel migliore dei modi e abbiamo deciso di esonerarlo. Abbiamo dato l'incarico a mister Grassadonia. È contentissimo della rosa dei calciatori, viene a Catanzaro motivato, contratto fino a giugno con rinnovo automatico in caso di Serie B. Quando i risultati non arrivano le componenti sono tante, è naturale che il primo responsabile è l'allenatore. Domenica abbiamo giocato con 8 undicesimi dello scorso anno ed erano ragazzi che lui allenava da tempo. Credo che sia fisiologico questo tipo di epilogo. Ieri la squadra non ha risposto per come doveva rispondere, forse ha accumulato troppa tensione in questi mesi. L'obiettivo rimane la promozione in Serie B, se la raggiungiamo abbiamo sbagliato. Benissimo. E allora queste erano le dichiarazioni della conferenza stampa di Catanzaro, del suo presidente, che ripeto ancora una volta ha esonerato Gaetano Auteri, al suo posto Gianluca Grassadonia. Allora, volete dire qualcosina voi su queste esonere anche di Catania e di Camplone? Hanno fatto tanto per avere Camplone? Su Catania la situazione è particolare da anni, quindi magari... Ci può anche stare. Sì. Su Catanzaro io chiedo a Vittorio, ad Aldo, a te anche Franco, ma non è che forse si è caricato troppo di aspettative l'ambiente di Catanzaro? Perché non è un campionato quello che stanno vivendo i giallorossi con come dire, formazioni antagoniste così. C'è il Bari, c'è la Regina, c'era lo stesso Catania, c'è la Ternana, c'è una sorpresa all'anno. C'è il Potenza che è primo in classifica. C'è una sorpresa all'anno, c'è sempre, è il Potenza. Allora facciamo così, andiamo a vedere la classifica, i risultati che ci manda Enzo Leonetti, i risultati della Serie C con la rispettiva classifica generale, poi io ti rispondo per primo, poi a seguire gli altri, poi andiamo a vedere quello che ci ha confezionato il collega, che ringraziamo, Gianluca Pasqua, sulla Serie C. Enzo Leonetti, i risultati, così li va a leggere la nostra Stella. Eccoli qua Stella, puoi andare. Ok, Avellino Bari 2-2, Bisceglie Ternana 0-1, Catanzaro Potenza 0-2, Cavese Casertana 0-0, Monopoli Regina 1-2, Picerno Francavilla 0-0, Sicula Leonzia Rieti 1-2, Teramo Paganese 2-1, Vibonese Catania 5-0, Viterbese Rende 6-1. E questo è un risultato tennistico, poi ne parleremo, dicevo, dettagliatamente. Andiamo a vedere la classifica generale che vede al comando questo. Ecco, l'outsider in questo momento, la rivelazione del campionato di Serie C è questo Potenza, che ha 23 Troviamo punti. Quindi al comando Potenza con 23 punti, a seguire Regina e Ternana 22 punti, Monopoli 19, Bari 18, Viterbese 17, Catanzaro 16, Paganese 15, Catania 15, Casertana, Vibonese 14, Virtus Francavilla 13, Teramo Cavese 12, Avellino 11, Picerno 10, Bisceglie 9, Sicula Leonzia 6, Rieti 5, chiude la classifica Rende con 2 punti. Lasciamo la videata per un minutino, così vediamo benissimo quelle che sono le squadre e la rispettiva posizione. Antonio, allora, Potenza, le rivelazioni fin qua del campionato, 23 punti. Io parto da un dato, Franco. Sì. Bari ha esonerato l'allenatore, Catanzaro ha esonerato l'allenatore, Catania ha esonerato l'allenatore, Teramo ha esonerato l'allenatore. Queste 4 squadre insieme alla Regina e alla Ternana dovevano essere lassù in classifica. Questo significa che Regina e Ternana, che hanno mantenuto i loro allenatori, Toscano che è un vincente, no, stamattina chiaramente li hanno mantenuti perché la classifica è quella che è, giustamente. Ricordiamo Regina con Mimmo Toscano, unica formazione del girone a non avere perso una partita. Benissimo. Allora, torniamo in studio, io ti dico perché effettivamente quando le aspettative sono alte, come tutti i presidenti che all'inizio del campionato dicono noi partiamo per vincere, però in effetti è una B2 quella lì, col Bari, con la Ternana. Ma a maggior ragione, cioè parlare allora di se tu dopo 8 diretta, giornate e perdi 3 volte come ha perso il Catanzaro tra trasferte, una volta in casa ieri col Potenza 2-0, è chiaro che io Presidente non mi sento più, come dire, non ho più fiducia nell'allenatore, probabilmente come ha detto lo stesso Presidente del Catanzaro è successo qualcosa nello spogliatoio, lui ieri aveva 8 giocatori di quelli che aveva anche l'anno scorso, che conosceva a memoria, qualcosa non è andato per il verso giusto. Questo è il problema. E anch'io, se fossi stato l'allenatore, avrei detto va bene amico, mi vieni qua perché le mie ambizioni sono queste, io ho speso un bel patrimonio per allestire una squadra, quantomeno per tentare la scalata in Serie B, me la voglio giocare. Avrei ragionato come ha ragionato il Presidente del Catanzaro. Sì Franco, però scusa, io una domanda la pongo. Se Auteri l'anno scorso con gli 8 undicesimi di cui dice il Presidente... Sì, ma dove è arrivato? È uscito nei playoff. È uscito nei playoff. Ha fatto quel campionato. È chiaro che un problema Auteri l'aveva già l'anno scorso
con quei giocatori che aveva e che si è portato quest'anno e che sono quest'anno. Allora il presidente del Catanzaro, che è una persona che io conosco per bene, una persona seria, uno che ci mette la faccia, uno che ci mette i soldi, uno che spende, che ci tiene a questo Catanzaro, doveva già pensare ad inizio campionato che probabilmente il bravissimo Auteri, qui nessuno discute Auteri, sono 2 o 3 anni però che Auteri purtroppo non riesce a vincere in questa categoria, eppure è un allenatore secondo me di altissimo livello. Allora, questo è un allora, se il Catanzaro avesse pensato già ad inizio campionato, dire ad Auteri, guarda, adesso scusami ma mettiti un po' alla parte, prendiamo un altro perché noi quest'anno vorremmo fare un campionato per vincere. Se Auteri ha garantito questo è un discorso, ma se Auteri con i giocatori che aveva, aggiunti quelli che ci sono, ha fatto come l'anno scorso, secondo me allora, ha sbagliato la società. Abbiamo tanta roba ancora, andiamo a vedere gli highlights. È una mia posizione ma molto discutibile. Ognuno può dire quello che vuole, qui ci mancherebbe altro. Stiamo discutendo la notizia perché la notizia di oggi è queste sono di Auteri come le sono di Camproni e Catania, ci mancherebbe altro. E allora andiamo a vedere, Enzo Leonetti, per favore, gli highlights della Serie C, di quello che è successo con la vittoria, ripeto, della Reggina, la sconfitta per 6-1 del Rende, la vittoria di 5-0 della Vibonese sul Catania, anche lì il Catania che subisce 5 gol, voglio dire, insomma, poi gli allenatori mandano... esattamente, più di un problema. Allora andiamo a vedere gli highlights, grazie. Arriva anche la vittoria esterna per la Reggina, che vince il confronto forse più difficile contro il Monopoli e resta incollata al Potenza. Gli Amaranto di Toscano, con Denis in campo dal primo minuto, partono bene e giocano con personalità, mantenendo costantemente il pallino fino al rigore conquistato da Corazza, frenato da Ferrara e trasformato da Bellomo, bravo a spiazzare Menegatti. Ed ecco la reazione del Monopoli, entrato in partita proprio dopo il gol subito e capace di pareggiare con Carriero dal tiro da 20 metri. Nella ripresa il nuovo sorpasso, sempre su rigore, concesso anche questa volta per l'aggancio su Corazza da parte però di Giorno, dal dischetto proprio il bomber, salito ormai a 8 reti. Catanzaro perde in casa e saluta Gaetano Teri, in avvio di gara il Potenza una duplice grande occasione con Murano e Ferrimarini, ma la difesa giallorossa si salva. Poi entrano in scena i padroni di casa che sprecano alcune ghiotte occasioni, la più nitida con Fischnaller, e colpiscono una traversa con Celiento, ma sul più bello arriva il vantaggio del Potenza che va a segno con Ferrimarini. Subito dopo la reazione del Catanzaro che prosegue nella ripresa, Canutè è il più attivo ma manca di lucidità, gli ospiti chiudono ogni spazio e raddoppiano con Ricci chiudendo il match, determinando l'esonero del tecnico giallorosso. Dalla sonora sconfitta di Francavilla alla goleada sul Catania, la Vibonese mostra il dato migliore e inguaia i siciliani rifilando una pesante cinquina agli uomini di Camplone. Bernardotto apre le marcature, servito da Bubas dopo soli 3 minuti. Prima della mezz'ora raddoppia Pugliese con un tiro cross che sorprende Furlan. Nel secondo tempo la seconda rete di Bernardotto e il 4-0 siglato da Bubas che segna la sua 6ª rete sul calcio di rigore. Nel finale gloria anche per il neoentrato Allegretti per il mortificante 5-0. Nell'anticipo di sabato il Rende sprofonda perdendo 6-1 a Viterbo, al vantaggio di Atanasov risponde Vivacqua sul calcio di rigore, poi i laziali prendono il largo, Sibilia, la doppietta di Tuncarà, Berziccheri e Simonelli infieriscono sui biancorossi che restano da soli all'ultimo posto in classifica. E allora Stella, arrivano tanti messaggi e facciamo un giro sulla Serie C, iniziamo appunto da questa vittoria della Reggina, una squadra tosta, ha giocato anche tennis ieri, Reginaldo in avanti, insomma robusta, Corazza. Ecco, secondo me la differenza col Catanzaro è il fattore allenatore in questo caso, perché il fattore toscano sta iniziando a pesare. Niente proclami, almeno da parte sua da questo punto di vista. Noi lo conosciamo bene perché qui ha vinto campionati, 2. Anche in questo modo ne ha vinti 2. Una squadra dannatamente solida, la Reggina. Non perdere in un campionato come questi, dopo aver affrontato 3 delle 5 squadre e una è la Reggina, quindi ne deve affrontare una sola, più forte, vuol dire che davvero questa è una squadra che ha gli attributi. Io sono convinto che tirerà fino in fondo, bisogna capire il Bari come si andrà a comportare. Benissimo la Vibonese, Rende ormai lascia un po'... fammi fare un giro che poi tu mi devi aprire il capitolo Rende perché voglio parlare anche io ho una domanda per pure lui tu, benissimo. Allora Antonio, Reggina mi pare che fino a questo momento si stia comportando benissimo, salutiamo l'amico Mimmo Toscano sperando di averlo, se ce lo concede poi la Reggina Calcio, qualche lunedì qui ospite da noi in trasmissione. Allora Potenza, Raffaele? È una sorpresa, l'abbiamo detto prima, una sorpresa. Ma hai visto che gol e come gioca? Gioca molto bene. Sulle ali dell'entusiasmo, eccetera. Anche l'ambiente aiuta in alcuni casi. A Reggio, Reggina Catanzaro era uno spettacolo, 16.000 spettatori, Franco. Sì.
Ti posso dire, gli spettatori, prossimamente avremo in diretta praticamente il prossimo lunedì il nostro amico capo della redazione del Corriere dello Sport di Palermo, Salvatore Geraci. Ieri 20.000 spettatori per una squadra come il Palermo, per una partita di Serie D. 20.916 spettatori, signori miei. Ma non possiamo meravigliarci, Franco. In D, con Castagnini, Renzo Castagnini, che salutiamo, direttore sportivo. Sono piazze, Reggio, Palermo, Catania, seguitissime. Cosenza. Ma Cosenza c'è nel calcio che conta, dico. Tu parli di quelle lì, sì, benissimo. Di quelle che non ci sono. Ma 20.000 spettatori a Palermo per una D significa che c'è fame di calcio, voglio dire, di un certo modo. Ma lo dimostrano i numeri della Regina, lo hanno dimostrato l'anno scorso i numeri del Catania quando si è trovata lassù. Se queste squadre lottano per il ritorno in cadetteria, lo stadio si riempie, caro Franco, ed è una meraviglia. Sì. E tante squadre virtuose, senza ombra di dubbio, che militano nel campionato cadetto, faticano ad arrivare alle 3.000 unità. Questo è l'altra faccia della medaglia, dove alcune volte in piazze caldissime si sono avute gestioni, forse per soddisfare troppo il palato dei propri tifosi, un po' allegre, esattamente, il termine giusto è allegre. Invece in altre piazze dove non c'è la pressione dei tifosi, io penso alla Virtus Entella, che è probabilmente uno dei miracoli sportivi assolutamente, no? Dove non c'è la pressione dei tifosi, o il Cittadella, ecco l'esempio lampante del Cittadella, o il Chievo, dove non c'è questa pressione dei tifosi si riesce a lavorare con grande armonia, soprattutto con un occhio al bilancio e la valorizzazione di giovani dal punto di vista tecnico. Allora, Vittorio Scarpelli, apriamo una parentesi per il una cosa, perché è doverosa, me lo chiedono i tifosi, dimmi. Un secondo su per quanto riguarda perché sai, sono... ma il fatto che lui ha detto, e sono d'accordo, 16.000 o 20.000, perché c'è un obiettivo, Franco. Quando c'è un obiettivo la gente va al campo. Noi abbiamo avuto 12.000 spettatori pure. Oggi purtroppo, ma adesso si migliorerà perché ci sono tutte le cose per arrivare anche noi a quella, se il Cosenza avrà un obiettivo importante. Quando c'è un obiettivo sono 20.000 e la Regina era 700 persone. Sì. Noi con l'Agragas eravamo 300. Vuol dire che queste squadre, il Cosenza, la Regina e il Palermo hanno lavorato. Se il Cosenza avrà la forza, come io spero e come tutti speriamo, di fare una catena di risultati, 4-5, vedrai quanta gente andrà allo stadio. Intanto io dico che già domenica, già sabato pomeriggio ci sarà, sabato pomeriggio ci saranno tanti tifosi al San Siro, perché poi arriva il Chievo Verona, una squadra retrocessa dall'A, c'è giocatori che poi ne parleremo, Meggiorini. Non dimentichiamo una cosa, restando collegato a questo, che adesso il Cosenza l'obiettivo ce l'ha, dobbiamo stringere i denti. La salvezza, bravissimo. È importante. Vittorio, scusa, andiamo fuori binario dalla C, allora stiamo parlando della C, c'è una domanda per te. Sì, allora Vittorio, e poi introduciamo il Rende. Okay. Vittorio, ennesima sconfitta per il Rende. Eccolo qua. Questa volta pesante per 6 reti ad 1. Che succede in casa Rende? Si è rotto il giocattolo degli anni precedenti? Verrebbe da non rispondere, nel senso che è stato detto tutto, era una domanda un po' retorica, penso di sì. Si è rotto il giocattolo, ma ci può stare quando si fa calcio e si fa calcio in un certo modo, quindi non puntando ad allestire corazzate che qualche annata vada male. Quello che invece non ci sta, a mio giudizio, è il contorno che è stato creato, quest'aria di resa che respirano chiaramente i tifosi e lo respira di conseguenza la squadra. Una società che esonera l'allenatore, e ci può stare, presto, quindi c'è tutto il tempo per rimediare e poi si ferma, cioè lasciamo tutto in balia delle onde. C'è questo signor Tricarico al quale auguriamo un in bocca al lupo, c'è la proroga fino al 3 novembre e poi bisognerà vedere dal 3 novembre in poi quello che succederà in casa Rende. Ma insomma da che è stato esonerato Andreoli non mi pare che sia cambiato tantissimo da un poi ultimo posto in classifica, 2 punti, insomma deve diventare pesante. Aldo, tu cosa vuoi dire? Ha ragione Vittorio, io penso che io stamattina ero all'edicola a prendere i giornali, lì c'è sempre il famoso capannello di tifosi. Sono tifosi che sono amareggiati, delusi per quello che sta avvenendo e per quello che è successo. Se tu sei punti su un allenatore come Andreoli e poi dopo 4-5 domeniche che lo mandi via, c'è un motivo. Il povero Andreoli che poteva fare? Però Aldo, perdonami perché completo, è importante, cioè, al di là di questo, che nel calcio, ripeto, si può anche sbagliare una stagione. Quello che non quadra è l'atteggiamento
di ostracismo nei confronti di tutto l'ambiente Rende, perché quindi anche dalla stampa l'ha detto, cioè, il silenzio stampa è già pure una negazione di qualcosa. Però al di là di questo neanche la comunicazione dei convocati sono delle a mio giudizio, ma anche degli errori banali, su questo sono d'accordo con te. Perché obiettivamente a che pro si negano i convocati? Vittor, però scusa, giocare senza campo sportivo, andare fuori casa a Vibo oppure dove si va a giocare, certo, io penso che il Presidente Coscarella su questa cosa, a me il modo di gestire questa cosa, glielo devo dire, gli voglio bene, non mi è piaciuto. Lo invitiamo, Aldo, lo invitiamo lunedì. Secondo me, che è uno che gli piace il calcio, c'è stato un errore di valutazione che andrebbe un po' rivisto, perché io so che per esempio sul campo del Rende si poteva giocare fino a quando non incominciavano i lavori per ancora non sono iniziati. No, come? Non sono iniziati. Bravo, non ho capito. Ci sono questa preoccupazione, oppure questo, perché si va a giocare fuori casa? I tifosi, probabilmente in casa sarebbe successo la stessa cosa, però almeno avevi un po' di calore dei tuoi tifosi. Vero. A Vibo ci vanno 20 questo dispiace molto, però dispiace molto anche per il Presidente Coscarella. Hanno dato l'animo. Allora Aldo, facciamo una cosa, io invito il Presidente Coscarella da questa telecamera facciamo venire qui qualche lunedì prima possibile, in modo tale che possa chiarire questa situazione, sia della stampa, dei convocati, tutte queste cose che sono all'atere, e praticamente ci parla di questo momento, se ha intenzione di prendere l'allenatore, chi prenderà, eccetera eccetera, quindi mi impegno su questo discorso personalmente ad approfondire, il tutto, perché è giusto che una parte di tifoserie che sono quelli del Rende, quelli storici e non storici, sentano la voce del Presidente e le cose come in effetti stanno. Benissimo, allora abbiamo parlato della Regina, abbiamo parlato del Catanzaro già tanto, adesso a questo punto io direi, cara Stella, di andare a leggere il prossimo turno della Serie B, così vediamo, come ho anticipato prima, Cosenza ospiterà il Chievo, il Crotone ospiterà sempre sabato alle 15 il Venezia. Allora abbiamo Ascoli, Virtus Entella, Cosenza Chievo, Cremonese Frosinone, Crotone Venezia, Livorno Pisa, Pescara Benevento, Pordenone Cittadella, Salernitana Perugia, Spezia Juve Stabia, Trapani Empoli. Allora lasciamo un attimo la videata, caro Enzo, partiamo con Vittorio Scarpelli. Vittorio, allora in generale poi ci soffermiamo naturalmente su Cosenza Chievo Verona e Crotone Venezia. Due partite su tutte, al di là delle calabresi. Sicuramente, come Antonio, sono affascinato dal derby per eccellenza in Toscana, che è Livorno-Pisa. Hanno un pathos particolare nel vivere una partita del genere, quindi mi aspetto fuochi d'artificio soprattutto sugli spalti, in positivo chiaramente, e poi anche questo Salernitana-Perugia, perché io voglio capire ancora di che pasta siano fatte entrambe le squadre, ancora non ho chiare le idee. Torniamo in studio e introduciamo con Antonio Clausi Cosenza e Chievo Verona, perché poc'anzi facevo una bella lista io dei giocatori del Chievo. Ma io non posso non partire. Parlami di Obbi, parlami di Meggiorini. Io ho parlato però di Cosenza Chievo, non posso non partire dal 2001, Franco. Sì, come no. Quell'anno si Torini, è fermato il nostro tempo. Esatto. Marco Nosotti, non farmi aggiungere altro. Il Chievo, soprattutto la generazione mia e di Vittorio, come dire, ha interrotto il nostro tempo, ha ragione Vittorio, cioè ci ha svegliato da un sogno in cui noi immaginavamo Del Piero, Ronaldo, trottorellare l'anno dopo sul mando erboso del San Vito. Sia chiaramente nella partita di andata in cui il Cosenza era primo in classifica, sia nella gara soprattutto di ritorno. Quei minuti in cui ricordate il gol di Adriano Fiore? E lì realmente sognavamo di vedere l'Inter e la Juve a Cosenza, caro Franco. Quindi questa partita, soprattutto chi per noi a 35 anni, 36 anni, rappresenta, come dire, la chiusura di un cerchio. Il punto probabilmente ha una storia che è finita troppo presto quell'anno. Venendo al presente, Franco, cosa bisogna dire? Che mi dici di questa squadra, questo 4-3-1-2? Sì, è stato disegnato per esaltare le caratteristiche di questo ragazzo, Vignato, un 2000. Se ne parla benissimo. Un numero 10. La Sampdoria quest'anno ha provato a prenderlo fino all'ultimo giorno di mercato, offrendo 5 milioni di euro al Chievo Verona, però pare che il ragazzo abbia già un accordo con il Bayern Monaco addirittura per prenderlo a zero a giugno. Ciò nonostante il Chievo lo sta facendo giocare, cercando di fargli rinnovare il contratto e venderlo ancora di più. È lui il gioiellino grezzo di questo campionato. Meggiorini, Obbi? Sono giocatori già affermati, caro Franco, giocatori di Serie A, giocatori di categoria superiore, che però quando scendono in Serie B
un po' di fatica la fanno. E la classifica del Chievo, che inizia a migliorare domenica dopo domenica, testimonia questo impatto un po' così iniziale con la classifica. E dall'altra parte ci sarà un Cosenza determinato, volitivo, un Cosenza che sulle ali dell'entusiasmo cercherà di bissare il risultato di Cittadella, perché ancora, come diceva Tullio Calzone, non ha mai vinto in casa. Aldo, pubblico delle grandi occasioni, invitiamo il pubblico a venire al San Vito Marulla sabato. È una partita dove secondo me l'apporto del pubblico sarà determinante. Ho sentito l'amico Claus, questi bei ricordi, sono emozionanti, sono bellissimi, ha fatto bene a farlo perché ogni tanto bisogna anche vivere dei ricordi, ma credo che questa partita di sabato alle ore 15 è una partita per noi determinante. Dobbiamo rompere anche il tabù della vittoria in casa. Però, signori miei, giochiamo con... C'è sempre un però quando parlate. Negli ultimi 10 minuti... Ma o un però? Franco, quando parlavo ma o però? La partita è una partita difficile, giochiamo contro una squadra blasonata che vede la Serie A, con i giocatori che avete detto importanti, Maggiorini, tutto quello che c'è. Ma noi non possiamo assolutamente rischiare di fare di questa partita una partita come se fosse già vinta. Se negli ultimi 10 minuti dovessimo vedere che c'è il pareggio, accontentiamo anche di un punticino col Chievo, perché non è male, però noi dobbiamo assolutamente vincere il tabù del San Vito. Benissimo, allora questa è l'idea di Aldo Cielo. Sentiamo Vittorio Scarpelli. La ciliegina Sì, sulla la torta. pensa come te, Braia, se gli ultimi 10 minuti Braia... Ma è normale, anche un punto contro il Chievo, perché tu mi segni, Vittorio. senti, ci sono giocatori tipo Bobby dell'Inter, Mizzarini, 10 anni col Torino, che ti possono inventare una giocata in qualsiasi momento. Ma lo scorso anno allora quei pareggini servirono, quindi Braia... L'attenzione dovrà essere al Una massimo. piccola menzione a un ex speciale, ex cosentino, Garritano. Luca Garritano, che l'ho visto ieri negli ultimi 15 minuti. Giocherà contro e so già che per lui comunque sarà una sofferenza. Immagino che è sicuramente legato... ci sarà un'intervista su Gazzetta del Sud, perché è un proveremo ex, a farla, anche se insomma l'ufficio stampa clivense è ostico, come tanti in categoria. Ormai i giocatori sono diventati, nonostante voglio dire postino qualsiasi cosa ogni secondo, però per le fonti... E allora andiamo a prendere qualcosa di Luca Garritano sulla sua pagina Instagram e ci ricaviamo un articolo con quello che ha fatto a Cosenza l'anno scorso, con quel gol di testa contro il Padre, se non erro. Soffrirà comunque perché lui è un professionista, quindi difenderà i colori del lui Chievo. abita lì allo stadio, l'emozione ci sarà che è cresciuto sicuramente. In curva sud, Franco. Lo so. Che partita prevedi, caro Vittorio? È una partita dura, proprio perché arriva dopo un successo, e questa è una categoria che è pericolosa, perché il Cosenza non deve farsi troppo inebriare dal successo contro il Cittadella, perché il rischio della ricaduta è ancora troppo fresco. Bisogna fare una partita gagliarda. Se molliamo da un punto di vista di concentrazione rischiamo seriamente di non vincere o addirittura di perdere. Sentiamo Aldo, ne ha già detto. Antonio Clausi, introducimi subito il Crotone. Crotone-Venezia, che il Venezia ha battuto la Sanitana per 1-0, gol, diceva Tullio Calzone, dell'ex Bocalon. Per il Crotone è una di quelle partite da vincere, caro Franco. È una di quelle partite da vincere, però Venezia ha dimostrato da noi di essere una squadra che, pur, come dire, non facendosi apprezzare per larga parte dell'incontro, poi magari con un'occasione strappa un punto, strappa un risultato positivo. Il Crotone cerca conferme, a se stesso più che altro, per dimostrare ai suoi tifosi e allo spogliatoio di essere una squadra capace di insidiare chi è in vetta. E quindi questa è la partita giusta. Sentiamo Aldo sul Crotone. Franco, guarda, il Crotone secondo me, chi gioca contro il Crotone oggi secondo me rischia la sconfitta. In casa il Crotone ha il suo pubblico che è magnifico, è meraviglioso, trascina la squadra, perché il campo del Crotone è come un catino. Io penso che il Crotone vincerà col Venezia, e secondo me il Crotone pronostico 2-1. Allora, va direttamente in Serie A. Allora io chiamo Enzo Leonetti gentilmente, se mi dà il prossimo turno della Serie C, perché ci sarà un turno infrasettimanale della Serie C, si giocherà mercoledì. Ecco Stella, queste sono le partite del prossimo turno infrasettimanale della Serie C. Mercoledì tutti in campo. Bari Catanzaro, Casertana Monopoli, Catania Bisceglie, Faganese Vibonese, Potenza Cavese, Regina Picerno, Rende Sicola Leonzia, Rieti Viterbese, Ternana Avellino, Francavilla Teramo. Restiamo su questa videata, su questa schermata. Allora andiamo a parlare delle calabresi. Subito Vittorio Scarpelli, siamo in chiusura. Il peggiore esordio non poteva esserci per Grassadonia. Io penso a Bari. che sì, non sottovaluterei la Cavese, quindi la Regina, battendo il Picerno, potrebbe addirittura issarsi in testa alla classifica. Il Rende, tornando al discorso di prima,
ha una chance all'ultima forse speranza. Allora, vi do un'anticipazione che la Secolo Leoncio è in grave crisi finanziaria, potrebbe essere messa in mora in questi giorni da parte dei giocatori della società. Come funziona il regolamento della Serie C quest'anno? Ne scende 3. Una direttamente, 2 ai play-out. Due se non sbaglio. 2 direttamente. Lo leggeremo prossimamente. E poi perché tu ti sei preoccupato per il rende? Ma potrebbe essere, come dire, una carta in più da giocare. Sì, sicuramente ci mancherebbe. Ci saranno anche altre squadre, anche lo stesso Rieti non vive momenti positivi, e la Vibonese a Pagani è un po' come il discorso del Cosenza. Sentiamo Antonio. Deve riuscire comunque a tenere i nervi saldi. C'è questo Bari Catanzaro che sicuramente spicca, e poi la Regina con il Picerno. Alla stessa occasione che ha il Crotone con il Venezia, di cui sopra. Aldo, 30 secondi che siamo in chiusura, ci licenzo Leonetti. Sono partite, la Regina è quella che secondo me ha più chance, perché tutte le altre squadre se la giocheranno. Poi i pronostici in Serie C diventa difficile fare, io non ne faccio pronostici, mi auguro che la Regina possa vincere e possa andare in Serie B perché lo merita. Allora, a volo ti dico che l'ultima classificata di ogni girone della Serie C retrocede in D, play-out da 19-16, 18-6, 17, per le altre 6 retrocessioni, ma se tra 3 sfidanti il distacco è superiore a 8 punti, la peggio classificata retrocede direttamente. Approfondiremo la prossima volta. Allora, grazie a tutti, grazie a Vittorio Scarpelli di Gazzetta del Sud, grazie ad Antonio Claus di Cosenza Channel, grazie al nostro compagno di viaggio e d'avventura Aldo Geno, grazie a Stella Battaglia. Ringraziamo i nostri ospiti, il coordinatore della trasmissione. Mi raccomando, sabato tutti al Marulla a vedere la partita, e con noi ci rivediamo lunedì 28 in diretta alle 15. Grazie. Arrivederci.